Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo scarta il pacco, dentro una gamba di cartone, un'opera d'arte in 3D, come quella che ritrae Bruno Zago, fondatore di Progest, il festeggiato ieri sera a Ospedaletto di Istrana, quartier generale dell'azienda che compie 50 anni tondi tondi, il pioniere della sostenibilità. Dalla carta al cartone che diventa contenitore e poi mobile, una storia tutta trevigiana, festeggiata ieri con gli storici collaboratori, ospiti d'eccezione e istituzioni. Quando giro e mi chiedono ma cos'è questo modello vostro, eccetera, è un modello, dico, che nasce dal territorio, con la volontà, con la tenacia, accettando le sfide, investendo e credendo nella propria azienda. Una visione ampia, cioè nessuna complesso di inferiorità, riuscire a guardare il mondo con gli occhi della propria identità. Ecco, questo è diventato un elemento economico rilevante, tanto che si parla del Veneto come miracolo del nord-est. Suona l'inno d'Italia al taglio della torta, tra i presenti anche Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto S, e Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso, amici, colleghi e storiche testimonianze di chi ha fatto nel trevigiano la storia della carta. Siamo partiti pressoché su delle baracche che non erano neanche chiuse, che d'inverno era molto freddo e che la situazione era critica. Allora sognavo questo capannone diviso a metà che poteva tenere tutte e due le aziende assieme e darmi un'immagine molto buona. Settore, quello della carta, oggi chiamato alla sfida della sostenibilità. Intanto tavoli, sedie e sgabelli che hanno ospitato ospiti e storici collaboratori erano rigorosamente realizzati in cartone riciclato.